Novara Triestina 2-0, giocata giovedì, Albino Leffe Livorno 0-3, cioè Livorno che vince a Bergamo sull'Albino Leffe ovviamente, Ascoli Modena 1-1, Cittadella Torino 2-1, Crotone Padova 1-1, Piacenza Frosinone 1-1, Sassuolo Grosseto 1-1, Siena Regina 2-1, Varese Atalanta 0-0, Vicenza Portogruaro 4-1. Lunedì alle 19 è il posticipo tra Empoli e Pescara. La classifica, come detto, non c'è nessuna squadra a punteggio pieno in attesa del posticipo, per cui Sassuolo, Novara, Atalanta, Siena, Modena e Varese 4 punti, Vicenza, Empoli, Livorno, Portogruaro e Cittadella a 3, Padova, Ascoli, Crotone e Grosseto a 2, Pescara, Frosinone, Piacenza, Regina, Triestina e Albino Torino a 0 punti. Da un derby all'altro per il Portogruaro che dopo aver battuto il Cittadella ci riprova al Menti contro il Vicenza tornato a bocca asciutta da Bergamo. Confronto inedito per le due squadre, i rispettivi tecnici e per quello granata Fabio Viviani è un ritorno da grande ex. Era il faro della banda Guidolin che sul finire degli anni 90 vinse la Coppa Italia e giunse fino alla semifinale di Coppa delle Coppe. Confermato il Portogruaro vittorioso sul Cittadella, mentre Maran schiera il neoacquisto Schiavi al centro della difesa in coppia con Zanchi. L'equilibrio si spezza dopo appena 5 minuti, c'è un lungo rinvio di Botta spizzicato di testa da Bruscato per Baclé che dal limite fulmina Rossi con un sinistro imprendibile. Esecuzione perfetta che merita il replay. Il Vicenza preme sull'acceleratore, un minuto dopo Botta pesca Gavazzi in area veneziana, Rossi in uscita non trova il pallone, Gavazzi a terra per l'arbitro Massa di Imperia, tutto regolare. 16° lancio in verticale di Gavazzi per Bruscato che controlla male, stavolta Rossi si salva in angolo. Il pareggio del Portogruaro arriva al 20° con Altiniere che sfrutta un'incomprensione tra Bruscato e Bastrini. Il Vicenza torna in vantaggio in chiusura di tempo, ancora con Baclé, il migliore in campo, che insacca un cross rasoterra da sinistra di Gavazzi. Al quarto d'ora della ripresa Bruscato fa tris girando in rete un cross da destra di Martinelli. Poi ancora Baclé, servito da Oliveira, subentrato a Di Matteo, manca per 2 volte il poker da posizione molto favorevole. 31° Zanchi sbaglia il rinvio e serve Altinier, Frison rimedia in angolo. Al 43° Alemao, da poco in campo al posto di Abruscato, fa tutto da solo, Rossi deve arrendersi ancora e finisce 4-1 per il Vicenza. Secondo derby veneto consecutivo per il Portogruaro che questa volta, a differenza di 6 giorni fa con il positivo esordio con il Cittadella, si deve arrendere al Vicenza, lontano parente della squadra sconfitta a Bergamo. La formazione di Maran torna al successo con un rotondo 4-1 che rispecchia fedelmente l'andamento della partita, con gli ospiti in palla per 45 minuti e i padroni di casa a dominare la ripresa. Baclette è la novità in casa vicentina dall'inizio, Viviani conferma l'11 vincente nella prima giornata e proprio il francese il grande protagonista fin dall'avvio. Dopo 5 minuti infatti l'ex attaccante del Lecce si presenta ai suoi nuovi tifosi portando in vantaggio il Vicenza. Splendido il sinistro che lascia partire dopo una bella azione personale e l'1-0 che sblocca il giocatore e consente al Vicenza di segnare il primo gol stagionale. I primi minuti di gioco sono un vero incubo per la difesa del Portogruaro. Al 12° sinistro al volo del solito Baclé dopo una bella sponda di Abruscato. Questa volta Rossi para senza problemi. 4 minuti più tardi Rossi chiude lo specchio della porta su Abruscato, lanciato a rete da ottima posizione. L'ex granata si allunga troppo la palla e l'azione sfuma. Nel momento migliore del Vicenza arriva il momentaneo pareggio degli ospiti. In realtà è Bastrini a complicarsi la vita regalando ad Altiniere il pallone dell'1-1. Un gol che spezza un dominio fin troppo evidente, almeno per qualche minuto di gioco. Già perché il Vicenza ricomincia a mulinare gioco e dopo un tentativo di Cunico, la cui punizione termina di pochissimo a lato alla destra di Frison, ritorna in vantaggio allo scadere del primo tempo. Azione insistita dei biancorossi, Gavazzi mette in mezzo un pallone d'oro che Baclette deve solo appoggiare in rete per la doppietta personale, il 2-1 che fa esplodere il Menti. Anche questa volta la difesa degli ospiti si fa sorprendere lasciando inspiegabilmente solo l'attaccante francese. La musica non cambia inizio ripresa, il Vicenza parte all'attacco da subito. Al 47° conclusione alta sopra la traversa di Botta, servito da Bruscato, uno dei migliori in campo. 2 minuti dopo il Vicenza chiude i conti con il terzo gol che mette in mostra tutte le lacune difensive della squadra di Viviani. Cross di Martinelli dalla destra, Abruscato colpisce di testa anticipando Gargiulo e fissando il risultato sul 3-1. Bella
della partenza in campionato dell'ex attaccante di Torino e Chievo, desideroso di lasciarsi alle spalle 2 stagioni non proprio positive. Il neoentrato Oliveira a mettere in difficoltà la difesa ospite sulla sinistra. Al 71esimo altro cross in mezzo per il solito Baclet, che si fa respingere l'occasione da Rossi in calcio d'angolo. Il Vicenza sbaglia altre 2 occasioni da gol con Abbruscato, ma riesce a chiudere il match all'88esimo con il neoentrato Alemão, che in contropiede brucia l'estremo difensore in uscita e insacca il pallone del 4-1. Per il talento brasiliano, classe 89, primo gol con la maglia del Vicenza e prima grande soddisfazione personale. Maran si gode un attacco atomico finalmente esploso, che potrebbe essere il vero punto di forza della stagione. Per il Portogruaro una sconfitta decisamente brutta da dimenticare il più presto possibile.